Amici bellini, è arrivato il momento della verità. La verità è fare la conferenza tra di noi. Ce la facciamo tra di noi. Sono arrivate tantissime domande per Valerio Garcia in questo caso, e quindi prepariamo la partita con l'Empoli insieme. Cominciamo. Buongiorno. Diamo il benvenuto a Gennaro Fasano e ricordiamo che una domanda per ciascuno, non facciamo due domande, se no va in confusione, non se le ricorda, poi se le deve scrivere. Parliamo al fatto, ma cosa scrive? Lasciate un like per questo nuovo format che spero di non dover continuare per sempre, perché io preferisco quando l'allenatore parla. Poi può piacere o meno la risposta che dà, possono piacere o meno le domande che riceve, ma è più importante per me sentire quello che dice piuttosto che inventarmi le cose. Però ci possiamo anche divertire, possiamo dare anche qualche spunto. Io non ho letto ancora le vostre domande, quindi non sono preparato prima, quindi è proprio la conferenza vera e propria. Ci spostiamo, lasciate il like mentre ci spostiamo con un'analisi tattica sui commenti che riceverà Rudy Garcia dalla community dell'Azzurro Fluido, e qua potete prendere anche qualche spunto, voi altri degli addetti ai lavori eccetera eccetera. Cominciamo, si prepara. Prima domanda, Giuseppe Procentese, si prepara Silvana Gracco. Vai, cominciamo. Allora, mister, considerando che si va verso la sosta, quindi molti calciatori potranno rifiatare, la formazione vale la pena schierarla con turnover? Oramai meglio andare con i titolarissimi? A me non piace tantissimo l'idea, non la faccio la voce di Garcia, non lo so fare, potrò dire solamente Champions a un certo punto, ma la voce di Garcia non la so fare. Non ci sono i titolarissimi, ci sono i titolari dei 70 minuti e quelli degli altri 30 che poi diventano, no, non facciamo interruzioni, perché poi sennò facciamo i confronti. In realtà quella che voi chiamate la sosta, in realtà i giocatori vanno comunque a giocare, quindi non si riposano, non molti potranno rifiatare. Per quanto riguarda la formazione, io ho già un'idea bene o male, qualche dubbio, adesso facciamo l'ultima rifinitura, si dice sempre fatta l'ultima rifinitura, e valutiamo. Però ci sono dei giocatori che stanno facendo molto bene in allenamento e che meritano la mia considerazione. La parola a Silvana, si prepara Gianluca. Quanto studia un allenatore la stagione passata della sua squadra? Su quali basi decide di innovare? E soprattutto quante ore lavora sulle partite e allenamenti a parte? Però queste sono tre domande, non le posso rispondere, poi me le dimentico. Questa è una domanda che tu fai parte, lei fa parte, lei fa parte di quelle cattiva, domanda cattiva, una domanda offensiva. Io ho studiato il Napoli, in realtà non è che poi ho il tempo di studiarmi tutte le squadre possibili, ero ad allenare in Arabia, lontano da questi lidi. Come vi ho detto all'inizio della stagione, ho intenzione di portare qualcosa di mio e si lavora tante ore, allenamenti a parte. Poi non è che abbiamo tantissime ore, tant'è vero che non possiamo fare questa conferenza perché gli impegni sono molti e non c'è tempo di recuperare, ma abbiamo un ottimo staff di professionisti che si occupa dello sviluppo delle cose. Questo veramente non so cosa rispondere a questa domanda, anche perché è molto ficcante. Mister, buongiorno, dove sta? Sono qua, eccomi. Ah, benissimo. Volevo chiederle, ha mai pensato di utilizzare Lindstrom come sostituto di Zielinski, avendo Elmas che può sostituire meglio Politano, Kvara e tutto il resto della squadra, tranne forse Meret e Starace, così che il ragazzo possa magari mostrare meglio le sue qualità e trovare più spazio in futuro? Grazie. Ma Lindstrom è un esterno, è stato comprato al posto di Lozano, gioca esterno anche nella sua nazionale, giocava esterno anche nella sua squadra nell'Eintracht di Francoforte. Come sostituto di Zielinski abbiamo anche per esempio Gaetano, abbiamo anche Demme non lo posso dire perché Demme non è fuori dai giochi. Il ragazzo preferisce, l'ha detto più volte, preferisce giocare da esterno. Si può pensare in qualche situazione anche di utilizzarlo sotto le due punte,
o sotto un'unica punta, ma nei pochi minuti che ha a disposizione deve incidere senza dubbio, perché gli altri stanno giocando molto bene. Come posso togliere Zielinski in questo momento della stagione, dove mi sta garantendo quel lavoro di unione, di legame tra i reparti? Non sa ancora benissimo l'italiano Lindstrom, appena finisce il capitolo di Duolingo poi dopo lo possiamo inserire, come è capitato con Nathan. Abbiate fiducia. Buonasera mister, abbiamo visto il Napoli quest'anno fare la fase di riaggressione ma senza continuità nei 90 minuti. Questa è una scelta tattica così da andare ad abbassare il ritmo della partita, oppure una scelta fisica così da non far effettuare uno sforzo fisico maggiore ai giocatori e non rischiare degli infortuni? No, stava pensando ad altre cose il mister in questo momento. La stagione è molto lunga, si dice la stagione è molto lunga e dobbiamo mantenere uno stato di forma per tutta la stagione con tutti gli impegni. Ricordiamo che c'è la Coppa Italia, ricordiamo che c'è la Supercoppa, che c'è la Champions, quindi non dobbiamo andare come dite voi, dite scoppiare? Non dobbiamo andare a scoppiare a metà stagione, dobbiamo resistere per tutta la stagione. È troppo interessante sta domanda, non posso scherzarci su, è proprio una domanda da fare a lui medesimo. Dai, andiamo avanti. Come fa un allenatore da seduto a vedere gli accorgimenti man mano? Magari avrebbe detto a qualcuno di non lasciare solo Lobotka sul calcio d'angolo se... non ho capito la domanda, ripetere. No, penso di averla capita. In realtà io ero seduto quando il Napoli ha segnato il gol con Politano, ero in piedi durante il calcio d'angolo dove è rimasto solo Lobotka. Lì è stata una scelta un po' perché volevamo chiudere la partita, è stata una scelta, forse la troppa foga di voler chiudere la partita e di riversarsi tutti in aria volendo fare un gol in più per stare un po' più tranquilli, perché se poi non facciamo il secondo gol si rischia, e si è rischiato, e dobbiamo stare un po' più attenti nei posizionamenti preventivi e non buttarci tutti in avanti. Quando si è in vantaggio si possono lasciare 3-4 giocatori dietro, quando si è in pareggio se ne possono lasciare 3. Questa è più o meno l'idea di base. Mister, come se la spiega la situazione dalla quale si è generato il gol dell'Union? Mi riferisco al calcio d'angolo battuto sull'1-0 con il solo Lobotka fuori dall'area, situazioni verificatesi anche a Salerno ma fortunatamente senza conseguenze. Ho già risposto a questa domanda, quindi andiamo avanti. Se ce n'ha un'altra, no? Ok, andiamo avanti. Giuseppe Galasso e si prepara Riccardo Di Meglio. Io gli chiederei, mister, quanto tempo ancora ci vuole per vedere il suo Napoli? È un'altra domanda, una classica, è una classica. In realtà già vediamo un po' di quelle che sono le idee tattiche del Napoli, e dobbiamo solo fare più gol e dobbiamo stare attenti a non subirne troppi. È un po' semplice, ma è la verità, è la verità. Buonasera Garcia, come sta la squadra dal punto di vista atletico? Sembra che la squadra abbia finito la partita sulle gambe. Questa però è la conferenza pre-Empoli, non dovrei parlare delle partite precedenti, però rispondo lo stesso. Non siamo in affanno. Anche perché nel finale con la partita con l'Union abbiamo avuto la possibilità di fare 2-1, l'occasione di Kvara, il colpo di testa di Simeone che finisce fuori, Kvara che magari se l'avesse passata a Simeone in quel contesto, colpo di testa di Rachmani. Insomma, il Napoli ha avuto le possibilità di fare il 2-1, e non dimentichiamo anche con la Salernitana il secondo gol di Elmas arriva nel finale, quindi non credo che siamo male dal punto di vista atletico. Mister, come pensa di sfruttare le capacità di attaccante di Raspadori anche con il ritorno di Osimhen senza squilibrare la squadra? A Raspa, l'ho detto anche altre volte, può giocare prima punta, può giocare sotto la punta, può giocare anche da esterno, può giocare anche da mezzala, quindi il ruolo per Raspadori per forza si dovrà trovare, perché questo mi hanno detto, no, tu puoi arrivare pure quarto, non ci interessa, ma devi far giocare Raspadori per forza, perché questo è l'investimento che va valorizzato.
Cosa? No, niente, tutto. Buongiorno, quanto è importante la partita di domani e come mai anche con Osimhen in tribuna non siamo riusciti a vincere al Maradona contro l'Union Berlin? Altra domanda, insomma, un po' ficcante. Mi piace parlare di quelli che ho a disposizione, non di quelli che non possono scendere in campo. Osimhen speriamo di recuperarlo dopo la sosta e tornerà molto utile alla squadra. Mister, c'è una speranza che lei si dimetta? Anche me lo segno, Francesco Irollo dei cattivi, lo scriviamo nei cattivi. No, siamo a pochi punti dall'obiettivo stagionale, siamo ancora in corsa in Champions, stiamo facendo tutto molto bene, non mi devo dimettere. Domanda a Garcia, perché tu non prendi belli cosi da gioco? Belle cose dal gioco di Spalletti, ogni volta tu neanche pronunciare il suo nome. Noi dobbiamo guardare avanti questa squadra può fare molte cose molto buone, c'è anche questa domanda cattiva. Sì. Mister, come mai il 57% delle sue sostituzioni sono avvenute negli ultimi, immagino, 10 minuti di gara? È un caso o è frutto di una sua impostazione strategica? Per rispondere a questa domanda cattiva, quindi anche lei nella cosa dei cattivi, mi faccio aiutare da uno schemetto di Guido Gentile che ci ha riproposto i minutaggi dei 5 cambi a confronto tra Spalletti l'anno scorso, visto che vi piace tanto Spalletti, Garcia out, Spalletti out, e quelli di Garcia. Il primo cambio in media con Spalletti avveniva intorno al 57esimo, io lo faccio intorno al 53esimo. Il secondo cambio al 63esimo, io lo faccio intorno al 64esimo e siamo lì. Il terzo cambio intorno al 70esimo e io al 70esimo. Il quarto cambio 79esimo, io 81esimo. Il quinto cambio Spalletti lo faceva all'83esimo, io all'85esimo. Insomma, bene o male, voglio dire, siamo lì. Poi noi ci aggiungiamo pure che anche a Spalletti dicevamo forse i cambi li potevi fare un pochino prima, perché proprio non si è risultatisti. Si diceva questa cosa a Spalletti perché poi ci arrivi con troppo affanno, fai riposare un poco di Lorenzo, lo dicevamo anche a Spalletti, non si faceva, però si vincevano tutte le partite, tutto a posto. E non ho capito di cosa si sta parlando. Non si preoccupi, mister, sia una cosa nostra. Mister, non sente la piena fiducia? No, due domande non si possono fare. Va bene, la mia domanda, quando si leva no, il buon Starace, così, no, domanda cattiva, andiamo. Signor Garcia, buongiorno o buon pomeriggio. Quanto è importante che Rachmani non parta con la nazionale e resta disponibile per il Napoli? Col sorrisino. È importante. Amir potrebbe far parte degli 11 titolari. A questo punto ricordiamo che veniva da un infortunio subito proprio in nazionale, quindi sarebbe stato un peccato perderlo di nuovo per la nazionale. E vediamo, perché ricordiamo che ho anche Ostigard e ho anche Juan Jesus, non dimentichiamocelo, che potrebbe rientrare nelle rotazioni. Nessuno deve sentirsi padrone della titolarità. Mister Garcia, ci potrebbe spiegare il motivo per cui una squadra di campioni ha una tenuta fisica che non supera i 60 minuti? Ho già risposto a questa domanda. Non è proprio vero, perché delle volte facciamo bene il primo tempo, delle volte facciamo bene il secondo tempo. Non è detto, però intendevo proprio una tenuta fisica che non supera i 60 minuti, o prima o dopo, e dobbiamo evidentemente lavorare su questo. Io sto provando a fare a insegnare un nuovo ritmo a questa squadra, ma questa squadra evidentemente deve andare sempre a 1000 per performare, perché non sappiamo giocare sotto ritmo. Devi metterci nella scatola della partita anche le rincorse, i rinterzi. Lo so, questa è una cosa semplice così, però ci dobbiamo lavorare. Domanda per Garcia. Napoli è stata governata tra gli altri da francesi e spagnoli, lei è franco-spagnolo, che emozione prova? Sono stato a Piazzetta Maradona, ho incontrato i tifosi
e sono stati molto carini con me. Poi avrei un'altra domanda. No, non si può, una domanda solo, lo sapete, così da sempre, ma il lupo perde il pelo dove non ci mette lo zampino, ma la prossima contiene già la risposta. Allora acconsente. Sorride in cagnesco guardando militamente i giornaletti. Ma il giornalista stizzito, il fatto dello zampognare, della uova, dell'urpa erano le uova. Insomma, non ha capito bene il proverbio, ma non protesta, si sente offeso da Lombardo e rifiuta di fare la seconda domanda. Si mette a sghignazzare in disparte con la faccia appesa. Chissà a quale vetta di giornalismo abbiamo dovuto rinunciare per questa scaramuccia. Geniale. Il nostro Jacopo Stat. Ma li fai giocare Elmas e Simeone prima di perderli? Sono molto contento del gol di Elif, però devo far giocare di più gli altri perché così va. Non riesco a trovare lo spazio. Come faccio a mettere Elif e cambiare il centrocampo? Che è quello là dell'anno scorso che andava benissimo, e se mi permetto di cambiare il centrocampo dell'anno scorso tutti quanti poi voi mi dite hai cambiato il centrocampo che era perfetto eccetera eccetera. Ok, no, allora lo puoi mettere in attacco, sì, lo metto in attacco Elmas, ma lo metto al posto di Kvar e poi Garcia out perché Kvar non si può mai togliere. Ah ok, lo puoi mettere al posto di Politano e poi mi dite che poi non faccio giocare Lindstrom e così, e allora come me ne esco? Come faccio a far giocare tutti questi giocatori tutti quanti in 11? Si va in campo e purtroppo qualcuno deve partire dalla panchina, ma sono tutti importanti per la causa comune, i titolari degli ultimi 30 minuti. Dici questa cosa qua che funzionava sempre, nessuno deve sentirsi, ho capito, io lo dico pure, ma oramai a me mi hanno preso di mira, come fa? Buonasera mister, una domanda che non le ha fatto mai nessun giornalista, ma lei come se la spiega questa differenza di rendimento tra partita in casa? Già contro l'Empoli dobbiamo invertire questa rotta e lo stadio Maradona ci darà una grande mano con i grandi tifosi. Questa è una parentesi che non c'entra, per me è insulto libero, è libero insulto in libero stadio. Questo si riferisce al discorso di Lukaku. È parte della noi tifiamo Napoli perché siamo di Napoli, e questo non vale per le altre squadre, perché c'è chi di Reggio Calabria e tifa per un'altra squadra che non è il Reggio Calabria. Evocazione della battaglia, non siamo risultatisti, bla bla bla. Questa edulcorazione del tifo poi conduce a dove stiamo arrivando, sempre meno spettatori, meno attaccamento alla maglia e tutte le cose che meno ci piacciono del calcio moderno. Amico mio, non è così nel resto del mondo, meno spettatori in Italia, perché probabilmente gli stadi sono fatiscenti, non ci siamo modernizzati per quanto riguarda le strutture, perché il calcio italiano probabilmente non è nemmeno uno spettacolo così straordinario. Ti vai a vedere la partita di cartello, i tifosi occasionali, poi ci sono delle frange di tifosi che seguono tutto, ma se vai in Inghilterra, se vai in Germania, se vai in Spagna, gli stadi sono belli pieni, e al di là dell'insulto libero, non è che se edulcoriamo oppure se puniamo seriamente, perché non è questione di edulcorare, è questione di punire seriamente quelli che poi vanno oltre l'insulto, perché se tu dici tu sei un figlio di... nessuno ha mai detto niente, ma se vai sull'insulto che poi sfrutta il colore della pelle per essere offensivo e per andare sulla sensibilità degli altri, come vedi non migliora la situazione. Negli altri paesi sono un pochino più, succede anche negli altri paesi, ma sono molto più seri nelle punizioni e ha un pochino più di risonanza mediatica. In Italia sotto a tappeto sono due o tre, poi diventano una moltitudine, il tappeto diventa gigante. Mister, ha provato la pizza? Sì, è molto buona. Quanto è importante vincere con l'Empoli? È importante per riavvicinarci, per mantenere il quarto posto e per cercare di avvicinarci, questo lo dico io, alle altre squadre, il terzo posto, tenerci lontani quelli del quinto posto. Per esempio il Milan è andato in vantaggio adesso, sto registrando questo video, sta sul 2-0, di conseguenza diventa difficile prenderli. Se il Milan inciampa poi ci divertiamo noi. Mister, grande idea aver fatto entrare Cagliusti al 90° per rubacchiare qualche minuto e portare a casa l'ottimo risultato. Cattivi.
Mister Garcia, buonasera. Allora, già lo chiami con Garcia e si arrabbia. Che cosa non stanno a buono? Perché sembra ci siano alcuni giocatori svogliati e imbranati. Vedi il gol l'Union Berlin, che lei cambia sempre agli ultimi minuti e a volte li sbaglia pure. Insomma, non la facciamo lunga. Ci dice come ha preparato questa partita con l'Empoli, che è una squadra che comunque gioca a calcio nonostante sia tra le ultime in classifica e ha voglia di riscatto. Ci dichi, grazie. Comunque secondo me Raspadori farà doppietta come in prepartita. Non mi spongo sul risultato finale. L'Empoli è una squadra che ha cambiato tecnico, ha cambiato rotta, ha cambiato modo di giocare, esprime un buon calcio, poi spesso sono sfortunati, non hanno, insomma ragazzi, hanno solo Caputo lì davanti e fanno pochissimi gol, hanno fatto 4 gol. E noi possiamo vedere una cosa dell'Empoli: il timing del gol. Nei primi 15 minuti non segnano, è la fase di studio probabilmente che ci sta in tutte le squadre, però nei primi 15 minuti hanno subito 3 gol. Dopodiché sono pericolosi tra il 16esimo e il 30esimo e tra il 31esimo e il 15esimo, quindi le fasi finali del primo tempo bisogna stare molto accorti, perché 2 dei 4 gol totali che hanno fatto l'hanno fatto tra il 16esimo e il 45esimo. Dopodiché nel finalissimo, quando poi magari si è un po' disperati e quindi le squadre si allungano e viene fuori la velocità e la capacità di palleggio che ha l'Empoli nel contropiede, fanno 2 gol dal 76esimo in poi, quindi molto a te. Sicuramente ci abbasseremo nel finalissimo se siamo in un gol di distacco e dobbiamo evitarlo, quindi sarebbe importante iniziare forte come abbiamo fatto con la Salernità, fare lo stesso tipo di approccio che abbiamo fatto con la Salernità, e li possiamo, perché loro subiscono 3 gol nelle fasi iniziali proprio della partita, continuare per tutta la partita, subiscono tanto anche a inizio secondo tempo, quindi gli inizio partita sono difficili per l'Empoli, e nel finale poi dipenderà dalla situazione. Ne hanno fatti 2 ma ne hanno subiti anche 5. È una squadra onestamente che storicamente è difficile per il Napoli, perché lo sappiamo, perché se lo ricorda anche questo signore qua, che lo volevano tutti, lo volevano cacciare dopo il 3-2 con l'Empoli. Di conseguenza in campana si può fare, hanno dei giocatori interessanti ma nessun fulmine di guerra, si controlla Caputo, si controlla gli inserimenti dei centrocampisti e si deve fare la squadra aggressiva, soprattutto all'inizio primo tempo e inizio secondo tempo, per stabilire la superiorità tecnica infinita che ha il Napoli. Salve mister, Sorrentino dal giornale Il Mattino. Si è parlato del ballottaggio Mario Rui Olivera, delle condizioni di Lindstrom, ma lei come lo vede Gollini? È pronto per dare un po' di respiro a Meret? E sempre parlando di riposo per i giocatori, una domanda però, anche Di Lorenzo è umano, chi può attualmente ricoprire il ruolo di terzino destro oltre il capitano? Grazie in anticipo. Meret è il numero 1, Gollini è un bravissimo portiere, ma in questo momento è il secondo di Meret, che ha bisogno di fiducia, di sentire la fiducia dei compagni e del mister. E per quanto riguarda il terzino destro abbiamo Zanoli, che io ho fatto anche entrare e voi mi avete criticato per l'ingresso di Zanoli, quindi che ma fa buona, ma fai sostituzione e facciamolo buono. Buongiorno mister, volevo sapere se per domani teme la famosissima cura Andreazzoli. Bravissimo Domenico Andreazzoli, un bravissimo tecnico che spauracchio del Napoli, lo sappiamo. Mister, il problema è tattico, fisico o psicologico? Non c'è nessun problema tattico, fisicamente stiamo bene, lo dicono i test. Psicologicamente forse non bisogna essere né appagati né però deprimersi. La piazza sto imparando che è un po' umorale e forse i calciatori risentono delle opinioni diffuse in città. Dobbiamo essere, non va tutto benissimo, ma non va nemmeno tutto male, quindi se ci uniamo si impara. Non ce l'ho quella di Benitez, che posso mettere Simplizia, si impara spalla a spalla, non lo posso. Salve mister, come si sa, per una grande squadra le partite più difficili dove è obbligato a vincere e dove è obbligatorio vincere sono proprio le partite contro le piccole. Nelle ultime gare c'è stata una vittoria con la Salernitana ed un pareggio che sa di sconfitta contro l'Union Berlino. Cosa ha detto la squadra dopo la gara di Champions e cosa dirà prima di scendere in campo? Come terrà alta l'attenzione ed il morale del gruppo? Ma io ho detto ai ragazzi che mi era piaciuto come la prestazione, mi è piaciuto meno il gol subito,
dove serviva un po' più di attenzione, un po' più di equilibrio con le preventive, ma in Champions siamo... Oh logo, 3-2 Roglic! No vabbè, piccoli, dai, chiudiamo tutto e me ne va. Ma che sta succedendo? No, lo hanno annullato il VAR, è proprio una cosa... Non lo so se è una cosa scandalosa, non ho proprio idea. Signori, io voglio continuare a leggere i messaggi, ma ce ne sono miliardi e miliardi. Lo facciamo, non ci interessa. Quanto sarà importante ritrovare il supporto del Maradona prima di arrivare alla sosta? I nostri tifosi sono straordinari e sarà importantissimo trovare il loro supporto, e ci hanno sempre dato una grande... Angela Torre, sempre bellissimi, li dovete leggere tutti i messaggi di Angela Torre. Ad ogni video voi dovreste comunque andare a scorrere e cercare i commenti di Angela Torre, perché non se ne perde uno ed è sempre straordinario. Caro Garcia, non ritiene che i cambi in corso d'opera siano troppo tardivi? Ricordiamo questa cosa qui. Mister, cosa vi siete detti nello spogliatoio? Lei con la squadra, ma soprattutto lei con il presidente? Sono cose che devono rimanere nello spogliatoio. Io ho il mio consiglio dei saggi, che però lo chiamo io, non è che mi chiamano loro i saggi a parlare. Io parlo con i saggi e con il presidente parlo tutti i giorni, a prescindere da quelle che sono le situazioni di campo, e il presidente mi ha detto 4-2-3-1 non va bene, anche se ultimamente è con il 4-2-3-1 che stiamo andando un pochino meglio, però non ha importanza. Era il caso di far partire Lindstrom primo minuto con l'Union Berlino, è sempre entrato a pochi minuti dalla fine con il Napoli in sofferenza, così avrebbe giocato più serenamente da inizio partita. Sì, cattivo, anche lui, Pasquale, cattivo. Sì, Lindstrom giocherà dal primo minuto quando impara meglio la Divina Commedia, però faccio giocare Lindstrom, non faccio giocare Kvara. Se faccio giocare Kvara non faccio giocare Politano che sta segnando più di Osimhen, ha già fatto giocare Lindstrom. Mi rendo conto che voi lo volete vedere, perché è stato... Pure il presidente lo vuole vedere, se volete sapere la verità, perché l'ha pagato quello che lo ha pagato, e già a gennaio se ne vuole andare, perché è possibile vedere più in campo Zanoli, Justi, Hellman e Lindstrom? No! Non è possibile finché non succede uno scatafascio di infortuni, ragazzi, prendiamocela come viene. Non puoi dire che cambiando allenatore i risultati saranno gli stessi. Garcia ha imboccato una via peculiare negativa per se stesso. Mister, come mai il 60% dei cambi avvengono all'85esimo? Non è forse una strategia per conservare la certezza della sua panchina? All'amico Fabrizio, ricordiamo anche a lui lo schemetto del confronto delle sostituzioni tra Garcia e Spalletti. Non è questo che si deve chiedere a Garcia, si deve chiedere se le sostituzioni sono conservative, si deve chiedere se le sostituzioni danno un segnale di paura o un segnale di coraggio, ma non è il fatto di avere cambi tardivi. Questi sono i minutaggi, sono praticamente uguali, quindi se lo dicevate anche a Spalletti, ebbene, lo diciamo anche a Garcia, ma se fate il confronto, attenzione, perché vi dicono qualcosa di sbagliato. Alle volte sono sensazioni, senza i numeri è difficile. Come si spiega nel secondo tempo cala sempre, e anche l'abbiamo detto, quanto è importante che ADL sia sul campo. Si vince, grande ADL che ha spronato la squadra, si perde, male Garcia che non ha saputo, allora male ADL che non ha saputo spronare bene la squadra. Siamo coerenti nelle nostre cose. Come siamo cattivi, dobbiamo essere buoni, che siamo quasi a Natale. Perché criticare Rachmani? Perché chiedere la testa di Garcia? Perché sollevare dubbi sul comportamento di Osimhen? Perché siamo diventati così cattivi? Va bene tutto, siamo quasi agli ottavi di Champions, siamo a 7 punti, 8-9 dall'Inter, la Juve ha 5 punti più di noi, e che fa? Stiamo diventando troppo esigenti, cerchiamo di tornare tra i ranghi e facciamo strada alle 3 del nord, giusto così è la nostra dimensione, teniamoci Garcia, ringraziamo i calciatori e vogliamo sempre bene al presidente che ci ha portato dalla C allo scudetto, amen. È un modo sarcastico di commentare la situazione che io condivido in parte, perché io, mentre qualcuno dice tu non ti devi accontentare del quarto posto, devi puntare in avanti, io vi ho detto proprio così, il Napoli deve puntare al primo posto per avere una qualsivoglia certezza di entrare in Champions, che è la nostra dimensione, ragazzi. Noi non dobbiamo dimenticare quello che è la storia, non dobbiamo dimenticare quello che è la storia italiana, non dobbiamo fare il tappeto alle 3 che stanno davanti, ma storicamente possiamo anche con un po' di morte nel cuore accettare che una stagione straordinaria come quella dell'anno scorso ha bisogno di troppe variabili che si devono incontrare e che devono funzionare. Togli Garcia, c'hai sempre una gestione societaria che non punta alla crescita, ma sta puntando alla decrescita, perché la strategia di ADL è di abbassare ancora i costi invece di aumentare il fatturato. Di conseguenza si può fare anche abbassando i costi, serve un miracolo come l'anno scorso, però dobbiamo anche compenetrarci che la scelta di Garcia non era la prima scelta, non era la seconda, forse non era la terza,
Se gli allenatori non vogliono venire a Napoli, facciamoci 2 domande e chiediamoci se veramente meritiamo di stare in testa, di stare avanti all'Inter, avanti alla Juventus, avanti al Milan e avanti alle altre squadre che lottano sempre storicamente per lo scudetto, o se possiamo fare noi un salto di qualità in avanti e provarci fino alla fine. Che emozione prova a giocare alle 12:30 sotto il sole al dente di Napoli che infiammerà lei e i suoi giocatori? Caro Just Snip, questa è una domanda da fare a Mazzar, perché Garcia non risponderà così, quella è difficile, può essere pure che prenderà, ma questa è proprio la scusa principale di Mr. Mazzar. Se è possibile 2 domande, con l'Empoli niente turnover e o cambi tattici perché è una finale o per evitare il finale? 2, cosa sta dando alla squadra la presenza fissa di ADL? Ma troppo, 2 domande. Niente turnover, ragazzi, ve lo dico io, non ve lo dice nemmeno Garcia. Buongiorno mister, buongiorno. Pur se i numeri in quasi tutte le partite danno ragione, si subiscono gol banali, soprattutto nei contropiedi avversari. Mi domando, va bene che gli esterni in attacco si accentrino dando di più intensità in fase offensiva, ma far salire troppo Zielinski e soprattutto anche Lobotka si perdono le marcature preventive? È giusto. Non le sembra il caso di far fare a Lobotka quello che sa fare molto bene, quindi il regista avanti alla difesa e basta? È vero questa cosa, perché Lobotka sta facendo spesso anche il box to box, l'abbiamo notato. Sapete chi lo deve fare? Lo deve fare Anghissà. Se Anghissà, che sta in recupero fisico, riesce a coprire tutta quella parte di campo, Zielinski, lo stesso Spalletti lo ha abbassato un pochino per fargli fare un pochino più di aiuto nella costruzione e Lobotka può rimanere più dietro. Lobotka fa anche quella fase difensiva. Ora, se gli esterni che fanno densità in fase d'attacco stanno andando benino perché Politano sta facendo la sua stagione migliore, vedete che la coperta corta, Politano, Lozano segnano poco con Spalletti, però vai a tirare le somme a fine campionato, lasciavi la sinistra libera di attaccare e a destra magari un po' più conservativo. Adesso stiamo attaccando un pochino di più a destra perché Di Lorenzo, Politano si trovano e performano alla grande, mentre a sinistra Olivera, Mario Rui si alternano sempre, Kvara alterna momenti di forma a momenti meno importanti e lo capirete, no? Lo capirete? È chiaro il ragionamento? Penso sia chiaro il ragionamento. Troppe domande, voglio coprire almeno tutte. Bellissima idea, la mia domanda è questa. Nelle risposte spesso dai giornalisti lei dice la squadra del Napoli eccetera eccetera, non dice mai la mia squadra. Il motivo è perché questa squadra non la sente ancora sua o semplicemente una scelta professionale del rispetto dei ruoli? La domanda in realtà è interessante. È interessante e io parlo 3 lingue, forse non parlo ancora bene, forse mi esprimo così, ma questa è una scusa. Le persone anche ADL molto spesso ha detto voi tifosi, poi ha imparato col tempo che doveva dire noi tifosi. Alcuni sono più attenti in questo tipo di comunicazione, altri meno. Spalletti era bravo nel dire noi abbiamo perso anche quando riguardava anni in cui non c'è. Questo è importante. Su questo dovete dare un pochino di tempo a Garcia di capire, poi può essere pure che sceglie di non comunicare così, ma di capire certe cose che loro, per esempio quando diceva vado a incontrare Strootman nella prossima partita che lo conosco molto bene, non devi parlare di Strootman, devi avere qualcuno di grande spessore e di grande memoria che ti dice quello che può far piacere sentire ai tifosi e agli addetti ai lavori. Salve mister, solo Napoli, Naples, Florida. 2 domande se è possibile, scusami non va, sarò veloce. La prima, visto l'uscita claudicante di Lobotka a fine della prima tempo, wow, mi ero scordato, è giusto, ci può dire se lo slovacco sarà della partita o se non sarà così chi potrebbe eventualmente sostituirlo? La seconda, visto l'attacco molto sterile dell'Empoli, solo 4 gol all'attivo, potremmo aspettarci le 2 punte, Raspadori, Simeone insieme in campo dall'inizio, si continuerà con una sola punta di ruolo e se sarà così Simeone potrebbe partire titolare o siccome Raspadori sta trovando continuità sarà la sesta consecutiva, si continuerà con lui. Grazie per le risposte, in bocca al lupo. Grande precisione. Sì, Lobotka dobbiamo ancora controllare le sue condizioni, ma ha avuto una botta al braccio, potrebbe farcela nel caso è pronto Caiuste a sostituirlo, il che significa Caiuste centrale insieme ad Anghissà, insieme a Zielinski, sempre in un triangolo di centrocampisti che si possono alternare in regia. Nonostante l'attacco sterile dell'Empoli, io escludo a prescindere l'utilizzo della doppia punta senza Osimhen in panchina e mi piace l'idea di un Simeone
titolare che possa dare anche come segnale proprio psicologico. Simeone, non sei il terzo attaccante, alle volte poi, a seconda delle partite, puoi essere anche il primo attaccante, e purtroppo non l'abbiamo visto fare prima. Sarebbe una bella sorpresa vedere Simeone all'inizio, anche per dargli un pochino di, che poi è difficile essere decisivi sempre quando ti chiamano negli ultimi. Possibile provare il 4-2-3-1 con l'Empoli. Il buon Andreazzoli sa già come fermare il 4-3-3 spallettiano. La seconda è la partita giusta per il danese Lindstrom. Non è ancora la partita giusta per il danese Lindstrom, secondo me, non lo so per Garcia. Non credo si parta con un cambio di modulo, anche se è una giusta osservazione che Andreazzoli conosce bene il 4-3-3 spallettiano. Non è un 4-3-3 spallettiano, è il 4-3-3 di Garcia, piaccia o meno. Buongiorno mister, quando è arrivato ha detto che la difficoltà principale sarebbe stata far mantenere ai giocatori alta l'asticella, lì dove hanno portato con la vittoria dello scudetto e le grandi prestazioni di Champions League. Ad oggi qual è il livello del suo Napoli? Stiamo mantenendo quel livello? Che belle domande, ragazzi. Io ho esaurito le risposte possibili di Garcia, leggo solo domande per far notare il livello altissimo della mia community, onestamente. Come mai mi addormento guardando le partite? Questa è una domanda un pochino più di basso livello, ma è una provocazione. Sparta, io la prendo questa domanda e vi chiedo: sto leggendo, sto sentendo, io mi annoio a vedere il Napoli. Io non mi annoio mai. Sarà perché lo guardo anche per studiare, sarà che anche una partita brutta per me è uno spunto di riflessione. Io non mi sono mai annoiato. Al massimo non sono stato contento della prestazione, al massimo non mi è piaciuto come il Napoli si sia comportato, ma addormentarsi non capisco proprio come si faccia a dire. E non mi riferisco a te, ma mi riferisco a molti addetti ai lavori che dicono questa cosa. Io mi annoio a guardare il Napoli di Garcia. E licenziati allora. Perché se anche una partita brutta per me è uno spunto di riflessione, tu che sei un addetto ai lavori e che fai questo di mestiere, non ti puoi permettere di annoiarti. Anche quando io devo suonare una canzone che non mi piace, non mi posso annoiare, non posso sbadigliare. Devo suonare quella canzone, anche la più brutta del mondo, al massimo delle mie possibilità. Lo deve fare Garcia e lo devono fare gli addetti ai lavori quando fanno la nave. Ma quanto è in fiducia Raspadori? Catello, e quanto è importante che tu mi dia una mano ancora con l'analisi, con la lavagnetta tattica, che ho tutte queste cose in mente, dobbiamo fare le cose. Io ti ringrazio sempre e aspetto con fiducia. Mi piace il tuo approccio razionale. Mi piacerebbe fare a Garcia, che uomo coraggioso, l'ha dimostrato più volte in carriera, questa domanda. È evidente che non sta seguendo le sue idee, ma sta cercando di assecondare il presidente della piazza. E questo è un altro punto di vista. Questo crea solo confusione in tutti. Garcia giocatore in primo. Non sarebbe il caso, ultima ratio, prendere il coraggio a due mani e mettere la squadra in campo secondo quello che ha in testa? Io ho fiducia nella squadra e dovrei avere per prima l'allenatore. Ciao e continua così. Giuseppe, è interessante. Questo secondo me è uno delle problematiche, ovvero una sorta di cortocircuito tra quello che vuole fare la squadra, quello che chiede ADL, che ha imposto praticamente il modulo. Magari Garcia più conosce i giocatori, più vede, perché lo ha detto chiaramente, ha detto uno dei problemi di Raspadori è il 4-3-3, è una cosa che lui dice al presidente: vuoi che ti faccio giocare Raspadori? Te lo devo adattare mezzala, te lo devo adattare esterno, oppure quando torna Osimhen lo possiamo vedere sotto punta e partire anche con il 4-2-3-1 che può sembrare più offensivo, ma non è neanche detto, dipende da come lo fai, perché somiglia a un 4-4-2. Anche il 4-3 può somigliare a un 4-4-2 in fase difensiva. Di conseguenza, secondo me è molto interessante questo tipo di spunto, e dobbiamo sperare che nell'incontro con i saggi alla fine siano venuti a miti consigli un po' tutti. Però quando poi il presidente delegittima il proprio allenatore dicendo che sta andando a cercare Conte, poi se lo nega, però alla fine lo sapevano tutti che voleva cambiare, i giocatori cosa ci devono capire? Chi devono seguire? Devono seguire Garcia deve seguire ADL, i giocatori devono seguire ADL, ci sono i giocatori che vogliono rinnovare, i giocatori che non vogliono rinnovare. Capite che al di là delle problematiche di campo che ci sono, c'è un po' di confusione generale. Meluso! Che colpa ne ha Meluso? Cosa si prova ad essere costantemente giudicato per il proprio operato senza avere quella serenità che permette anche di fare scelte ponderate? Ed è giustissimo questa cosa qua, perché giustamente quando tu vuoi prendere anche una decisione un pochino più coraggiosa, sai che se non arriva il risultato dopo ti faranno nero, di conseguenza è più difficile fare delle scelte. Lo capisco, mi permetta la provocazione, ma quanto è importante essere importanti? E su questo io dovrei già chiudere il video con l'ottimo Dure Favara. Vorrei sapere perché il Napoli è l'unica squadra che non fa turnover.
chiedetelo a Spalletti, potrebbe un Garcia arrabbiato potrebbe dire, chiedetelo a Spalletti che non lo faceva neanche lui. Solidarietà Garcia, tifosi out, giornalisti out, sono un tifoso, vero realista, non un bambino. Ma essere esonerato direi proprio di no. Però si parla, anche con vittoria dell'Empoli si parla. Io gli chiederei, se c'è la possibilità di tornare indietro nel tempo, all'inizio stagione, cosa cambieresti? O rifaresti di nuovo PS? Scusa, ma figurati Simone, non c'è nessun problema di errori. No, rifarei... Aspetta, Rosta. Garcia ti risponde che rifarebbe tutto e magari direbbe ai giocatori col senno di poi di stare un po' più attenti in difesa, perché i gol li abbiamo fatti, ne possiamo fare di più. Ma per quanto mi riguarda è la difesa che ha preso troppi gol, perché poi se vai a vedere c'è più o meno l'attacco dell'Inter, qualcosa di meno, ma l'attacco sta andando bene. Questo è il discorso del rassegnare a cui ho risposto prima. Ma quanto è importante lo stadio pieno che canta segna per noi, gonfia la rete, segna per noi. Ragazzi, mettiamo la formazione in campo. Questa è uscita praticamente una live che nel frattempo è finita 2-2 tra Inter e l'Inter, tra Lecce e Milan. È impazzito completamente il gruppo Telegram. 2-2 onestissimo, dice Guido. Devo andare poi a capire, perché alle volte lui mi dice cose sarcastiche. Puntare il Milan al terzo posto. Domani partita tostissima, possiamo puntare il Milan, ci dice Guido Gentile. Mettiamo i giocatori in campo. Io credo, ragazzi, che il mister, arrivando poi alla sosta, potrebbe essere l'ultima partita. Non credo che farà esperimenti. È solo da capire questa storia Caiuste Lobotka. Penso che Di Lorenzo sarà titolare. Vediamo questa cosa qua, che se no non si capisce niente. Immaginate che bello e buono toglie Politano. Cioè è un illogico. Solamente chiederlo sarebbe un illogico. Lo stesso Raspadori, che stava segnando in continuazione, poi non ha fatto bene con l'Union Berlino, però era a 3 gol consecutivi. È difficile immaginarlo. Elmas, Mario Rui, Juan Jesus, probabilmente non è il momento. Demme fuori dai giochi, Nathan, Meret. Allora, immaginiamo Nathan lì, Ostigard, Rachmani. Io credo che giocherà Rachmani. Credo che si può confermare Nathan Rachmani con Ostigard pronto al posto di uno dei due se qualcuno non dovesse star bene. Mario Rui Oliveira. Mario Rui, io dico, conosce l'ambiente Empoli, sai quelle cose che si dicono. Lobotka, se sta bene gioca Lobotka, altrimenti Caiuste. Anche Zielinski, Raspadori, Simeone è un mio sfizio, ma io credo che ritroveremo questa formazione, che è la solita, perché si poi va alla sosta e poi se la vedono quelli della nazionale se stanno stanchi. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi voglio bene, vi bacio, è l'imponderabile, veramente è l'imponderabile, però sono molto molto soddisfatto della qualità, dell'intelligenza, della brillantezza della mia community, perché in un mondo di comunicazione sempre più violento, io mi guardo intorno e leggo, mi guardo intorno e ascolto, qua c'è voglia di approfondire. Poi si possono avere ovviamente opinioni diverse, ma ci si arriva col dialogo invece di dire le fogne, evitiamo, che forse è meglio, dobbiamo alzarlo il livello, non abbassarlo.